Venerdì 25 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. E buongiorno da Emanuela Corsi. Oggi celebreremo i 50 anni del Laboratorio del Sud e dell'Istituto di Fisica Nucleare e l'arrivo a Catania del primo aereo scuola d'Italia. E dopodiché incontreremo Santi Consoli, autore della sua autobiografia Il mio posto in ultima fila. Ma cominciamo con le notizie, purtroppo ce n'è una tragica, 2 motociclisti sono morti a Catania la notte scorsa in un incidente, erano entrambi su 2 moto, l'altro su uno scooter che si sono scontrati tra via Umberto e via Musumeci. Un catanese, si tratta di un catanese di 21 anni e di un 23enne dello Sri Lanka. Per quanto riguarda le elezioni amministrative, vi ricordiamo che i seggi sono aperti fino alle 15, ma già in Sicilia ci sono 5 candidati sindaci che praticamente sono già diventati sindaci, avendo superato nei loro comuni il quorum del 50%, e quindi sono eletti perché o sono rappresentanti di una sola lista o hanno superato gli altri. Si tratta di Ivan Martella, unico candidato a Raccuia Messina; a San Salvatore di Fitalia, in provincia di Messina, Giuseppe Pizzolante; a Mirto, ancora nel messinese, Maurizio Zingales, che così arriva al 3° mandato; a Godrano, in provincia di Palermo, Daniele Sebastiano Bellini; e sempre nel palermitano, a Santa Cristina Gela, eletto Giuseppe Cangialosi. C'è ancora in bilico a Serra di Falco, vicino a Caltanissetta, Leonardo Burgio. È l'unico candidato, ma ieri sera alle 23 non era stato ancora raggiunto il quorum. La cronaca: nuovo incendio doloso nel quartiere CEP di Palermo, sono stati bruciati i mezzi di un'impresa edile poco distante dal luogo in cui 2 settimane fa era stato commesso un omicidio che aveva fatto impressione. Guardiamo. Mentre allo Zen i carabinieri mettevano in scena un nuovo rastrellamento, le intimidazioni andavano a loro volta in scena in un altro quartiere, il CEP. Un incendio di chiara matrice dolosa è stato appiccato poco lontano da via Luigi Cosens, uno degli assi principali del quartiere. Le fiamme sono partite dai mezzi di una ditta edile parcheggiati all'interno di uno dei residence della zona. 4 i furgoni seriamente danneggiati. Le fiamme si sono poi allargate anche ad un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze ed hanno danneggiato un 5° furgone appartenente a un'altra impresa di natura immobiliare. Danni infine a 2 box ed alla facciata dei primi piani degli immobili adiacenti. I mezzi erano parcheggiati all'interno di un'area recintata, dunque ignoti sono penetrati nel residence per appiccare le fiamme. Il quartiere CEP è una delle aree al centro delle indagini per la recrudescenza della criminalità organizzata negli ultimi mesi. 2 settimane fa, esattamente il 9 maggio, è stato teatro di un omicidio plateale commesso con le tradizionali modalità dell'esecuzione mafiosa. Ad essere ucciso con diversi colpi di pistola sparati al volto mentre si trovava a bordo di una Smart è stato Placido Barrile, 34 anni. L'omicidio è avvenuto in via Filippo Paladini, poco distante dal luogo dell'incendio di questa notte. Allora, sull'incendio al CEP sentiamo Emanuela. Sì, vediamo questa notizia sulle pagine della Sicilia di oggi. Michele, tra l'altro, proprio si indaga per capire se c'è un legame con il delitto di Barrile. Leggiamo: CEP, paura e intimidazioni, 4 furgoni bruciati. Ancora intimidazioni in città nella notte tra sabato e ieri. Questa volta a essere colpito è appunto il CEP, lo stesso quartiere in cui poche settimane fa è stato ucciso Placido Barrile, raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco in via Paladini. Un omicidio non ancora risolto, con tantissimi punti ancora da chiarire. Ricordiamo, gli era stato sparato al volto, quindi un omicidio anche particolare nella modalità. E vediamo appunto un'immagine: incendio al CEP, dove 4 furgoni sono stati bruciati in quella che a tutti gli effetti sembra un'intimidazione. L'allarme è scattato in via Cosens. Ci sono appunto indagini in corso. Ecco, avete sentito poco fa, sempre a Palermo, il quartiere Zen si conferma una riserva della criminalità. Sono state sequestrate armi e droga. Vediamo.
Una polveriera che continua ad alimentare il traffico di droga e armi. Il quartiere Zen a Palermo non retrocede e la lotta intestina tra forze dell'ordine e criminalità continua. Come continuano le perquisizioni e i blitz dei carabinieri, l'ultimo dopo gli spari contro la vetrata delle associazioni L'Albero della Vita e Andala. Militari della compagnia San Lorenzo, reparti speciali, cani antidroga e un elicottero hanno setacciato Zen 1 e Zen 2 alla ricerca di armi e droga. Denunciati un 28enne trovato con una pistola clandestina e un 63enne in possesso di una scacciacani senza tappo rosso. Momenti di tensione durante i controlli, un 22enne ha minacciato i militari ed è stato denunciato. Scoperto anche un furto di energia elettrica e sequestrati oltre 100 kg di carne e formaggio in 2 attività commerciali per gravi carenze igieniche. Arrestato un giovane trentenne trovato con decine di dosi di hashish e cocaina e oltre 3.600 euro in contanti. La droga veniva nascosta anche in una casetta giocattolo per bambini e nel motore di un'auto abbandonata. Altri particolari con Emanuela Corsi. Sì, restiamo sempre sulla stessa pagina della Sicilia perché c'è un focus sulla criminalità ancora in azione a Palermo, quindi vediamo lo Zen sotto assedio, trovate altre armi, il blitz dei carabinieri dopo i colpi di pistola contro le sedi di 2 associazioni. C'è un arresto e ci sono 4 denunce. Questa maxi operazione proprio nelle ore in cui la città, scrive la Sicilia, ricordava il sacrificio di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei ragazzi della Scorta. Vediamo questa notizia anche sulla prima pagina del giornale di Sicilia e allora vediamo Zen al setaccio, trovati soldi, armi e droga, carabinieri in azione dopo gli spari, un arresto e 4 denunce. Nella polveriera Zen, dopo le ultime intimidazioni e gli spari, ricordiamo appunto a queste 2 associazioni, i carabinieri tornano in azione per mettere a segno un'operazione di controllo a vasto raggio alla ricerca di armi e droga, un'operazione che è andata a buon fine perché poi effettivamente sono state trovate sia le armi che la droga nel quartiere palermitano. A Campobello di Mazara, dopo 18 anni, potrebbe tornare la svolta sull'omicidio dell'imprenditore agricolo Maurizio Passanante, che era stato ucciso proprio lì nel 2008, un caso rimasto irrisolto e che ora la Procura di Palermo ha riaperto nel corso delle indagini su Messina Denaro. Riaperte dalla Procura di Palermo le indagini sull'omicidio dell'imprenditore agricolo Maurizio Passannante, ucciso a Campobello di Mazara la sera del 5 maggio del 2008. Il suo delitto è rimasto senza colpevoli, anche se allora fece scalpore proprio per il profilo della vittima, un incensurato, pur essendo imparentato con Alfonso Passannante in odore di mafia e con Salvatore Messina Denaro, fratello di Matteo. Proprietario terriero, Passannante fu raggiunto da 8-9 colpi di pistola mentre di sera rientrava a casa in via Bonanno, in pieno centro a Campobello di Mazara, dopo essere stato al bar. I sicari, almeno 2, arrivarono su un motorino indossando caschi. La vicenda emerge da un'altra inchiesta. La moglie della vittima, la penalista Antonella Moceri, è sospettata di essere stato un tassello della rete di Matteo Messina Denaro. La donna, per la procura, avrebbe intrattenuto rapporti con il latitante. Malvina o selvaggia la chiamava il capomafia nelle sue lettere. Il dolore mi strazia, scrisse dopo il decesso della penalista, morto nel 2015 colpita da un malore al cimitero dove era andata per commemorare il marito assassinato. E sui complici di Messina Denaro anche oggi parlano i quotidiani, è vero Emanuela? Sì, perché la Procura di Palermo continua naturalmente a indagare per cercare di ricostruire tutta questa rete che ha blindato la latitanza per 30 anni di Messina Denaro. Oggi sulla Sicilia c'è una notizia che riguarda un pizzino, sarebbe un vero e proprio manifesto della mafia scritto da Messina Denaro, la mafia autonomista nel manifesto appunto del boss. Nell'archivio nascosto in una sedia il pizzino che rilanciava la stagione stragista a 20 anni da Capaci. Venne scritto nel 15 dicembre del 2013 ed è stato trovato nella sedia della sorella del boss Matteo Messina Denaro, perché proprio sui familiari, sulle sorelle si stanno concentrando in questo momento gli inquirenti. Le parole del defunto boss sono inquietanti, ovviamente nel pizzino non riusciamo a leggere bene, però la violenza, questo siamo, e un giorno ne sono convinto tutto ciò ci sarà riconosciuto. Questa è soltanto
una delle frasi appunto di questo manifesto di Cosa Nostra, scritto di pugno da Matteo Messina Denaro durante la latitanza, è venuto fuori dalla corrispondenza tenuta e nascosta dalla sorella Rosalia. Parole scritte nel 2013 che confermano come allora, a 20 anni dopo le stragi di Roma, Milano e Firenze, il boss stragista, l'ultimo degli agguerriti corleonesi, non aveva abbandonato l'idea di fare guerra con lo Stato, almeno con quello Stato che gli dava incessante appunto caccia, e non con quei pezzi delle istituzioni, precisa la Sicilia, che lo avrebbero invece aiutato a sfuggire a 30 anni in 30 anni di ricerche. Davvero importante questo documento scoperto dalla Procura di Palermo, che ci conferma appunto che era l'ideologia stragista, per così dire, della mafia, che poi è stata sconfitta completamente, almeno da questo punto di vista, dagli investigatori. Passiamo al calcio. Il Catania crolla ad Ascoli, i rossazzurri inesistenti, soprattutto nel primo tempo, 4-0 per i marchigiani. Mercoledì il ritorno al Massimino, che adesso sembra una semplice formalità per i bianconeri. Tracollo Catania, sovrastato dall'Ascoli in tutto, davanti a un Pelligra con gli occhi lucidi nel finale, un 4-0 che lascia poco spazio ai commenti, riduce il ritorno a quella che sembra una pura formalità. Il primo tempo è un monologo bianconero, anche se la squadra di Tomei sblocca il risultato solo al 45esimo. Il possesso palla recita un eloquente 81% a 19 per i marchigiani. Il Catania rischia in più occasioni. Al settimo Silipo da destra lascia partire un cross, ci arriva Duffizi che manda al lato. Trascorrono altri 10 minuti e i bianconeri trovano due opportunità nel giro di qualche secondo. Parata di Dini su Guiebre, sulla ribattuta di Corradini tocca a Pieraccini salvare sulla linea. Nel finale di tempo ancora Pieraccini allontana davanti alla porta dopo che Duffizi aveva scavalcato Dini con un pallonetto. Il finale della prima frazione sorride meritatamente agli avversari. Duffizi sulla sinistra mette in mezzo per Corradini, Dini para, ma quando il pallone ha già varcato la linea, 1-0 con il passivo che poteva essere già superiore. Ad inizio ripresa il Catania subisce ancora Duffizi, l'uomo che indirizza il match, e lui ad imperversare sulla sinistra. Casasola lo patisce tremendamente, riesce almeno a frenarlo in questa occasione, ma la palla arriva a Guiebre che pesca l'angolo alla sinistra di Dini. 2-0. I rossazzurri cadono ancora quando Gori, con una grande conclusione, supera ancora Dini. 3-0 e sprofondo rossazzurro. Toscano si gioca il tutto per tutto con Caturano al posto di Di Tacchio. L'ex Potenza ci prova con due conclusioni, ma i bianconeri hanno un altro ritmo. Ovisac, appena entrato, mette in area dove irrompe Milanese, che regala il poker ai suoi tifosi. Tomei stravince la partita, per il Catania una disfatta, un crollo totale. Mercoledì c'è il ritorno al Massimino, ma dopo quello che si è visto al Del Duca, intravedere un briciolo di speranza è un esercizio impossibile, nonostante i 20.000 cuori rossazzurri che chiederanno almeno una prova di orgoglio dopo l'incubo di Ascoli. Ancora la rassegna stampa siciliana con Emanuela Corsi. Sì, ripartiamo proprio da questo Catania. Nelle pagine dello sport la Sicilia recita un po' il de profundis ormai per il Catania, che sembra aver terminato la sua corsa per la Serie B. Infatti vediamo il Catania si butta via, tonfo fragoroso, i rossazzurri crollano 4-0 ad Ascoli e dicono virtualmente addio al sogno della Serie B. Questa è la prima pagina dello sport. Andiamo a vedere all'interno. Che umiliazione, scrive sempre la Sicilia. Catania strapazzato ad Ascoli, 4 sberle. Mercoledì un miracolo può non bastare. Appunto, vediamo mercoledì cosa succederà, perché saranno in 20.000 al Massimino. Avevano già tutti acquistato i biglietti per sostenere il Catania in casa. Che cosa accadrà? Si chiede proprio il giornale. I miracoli esistono, nel calcio molto meno, però sarà una festa del tifo e dell'orgoglio o una contestazione? Dettagli che scopriremo strada facendo. Intanto mettiamo fine a questa pena vissuta ad Ascoli tra tifosi giustamente in estasi e colleghi urlanti come ultrai. Il mondo della Serie C è fatto così e quasi certamente lo
rivivremo tra qualche mese. Insomma, la Sicilia, in questo caso il collega Giovanni Finocchiaro, sembra non avere dubbi su quello che sarà appunto l'esito della partita di ritorno di mercoledì. Andiamo a vedere ancora le parole del mister dei rossazzurri toscano: non cerca alibi, giornata bruttissima, non siamo arrivati qui nelle migliori condizioni. Queste sono le parole dell'allenatore. I bianconeri sono la formazione migliore, mercoledì al Massimino dobbiamo reagire tenendo alta la testa. E poi tra i presenti a sostenere il Catania, ricordiamo che non c'erano tifosi rossoazzurri, Pelligra, il presidente appunto del club, senza parole. A fine gara il patron è rimasto in tribuna a riflettere su questo pesantissimo KO. La visita nel ritiro, parole di incoraggiamento per tutti. Poi allo stadio ha assistito però a quella che è stata una vera e propria disfatta. Vediamo ancora, sempre sulla Sicilia, Di Tacchio in lacrime. C'è da chiedere scusa dopo una partita così, ha detto il capitano. Abbiamo cercato di reagire dopo il primo gol, ma alla squadra avversaria va il merito di aver giocato al top. Queste diciamo i titoli, le notizie principali per quanto riguarda il Catania. Resto sullo sport, Michele, perché invece c'è una bella notizia che riguarda un giovane siciliano. Parliamo di tennis, di Cinà, un palermitano, in realtà un siciliano a Parigi, all'esordio del Roland Garros, esordio assoluto per lui in uno slam. Il 19enne palermitano doma Opelka al quinto set, dimostrando la stoffa del campione. Quindi possiamo, diciamo, sorridere oggi, grazie. Una consolazione. Una consolazione. Le maggiori gioie in questo periodo ce le sta dando il tennis, possiamo dire, sia a livello regionale che nazionale. Allora, restiamo sulla Sicilia, vediamo le principali notizie, non solo di calcio, anche se ovviamente si parla della disfatta Catania in primo piano. Ora serve un miracolo, ma vediamo anche l'inchiesta Messina Denaro in prima pagina che abbiamo visto prima, il manifesto con la nostalgia delle stragi, un manifesto inquietante scritto 20 anni dopo appunto le stragi di Cosa Nostra. E poi invece a Catania, scogliera, paura dopo il rogo che ha colpito il Lido Esagono, non ritorni l'era del racket. E allora andiamo a vedere all'interno proprio la pagina di Catania. Vediamo intanto la cronaca, i furti di moto in diretta social, la nuova spavalderia dei ladri. Un cittadino dice: si vantano e mostrano quello che hanno rubato in tranquillità, e si pensa che possa essere un nuovo modo per chiedere il cavallo di ritorno. Ormai i social sono diventati una piattaforma molto utilizzata anche per quello che è il crimine e tutto ciò che ha a che fare con l'illegalità. Vediamo la prima pagina di Palermo. Invece Palermo è provincia, si parla della spiaggia di Mondello dopo il via libera del CGA alla italo-belga, che tornerà da oggi a lavorare sul litorale con l'obiettivo di aprire per i primi di giugno. E allora andiamo a vedere proprio questa notizia: il giorno delle cabine, italo-belga cerca operai per il ritorno a Mondello. È una corsa contro il tempo, possiamo dire. Oggi la ripresa dei lavori sulla storica concessione, la società in cerca di 128 profili tra assistenti, bagnini e impiegati appunto per organizzare questa stagione balneare. Si parla ovviamente anche di comunali, di amministrative sulla Sicilia. L'affluenza è in calo, dalle 15 la maratona spoglio, test in 71 centri, ricordiamo sono 71 i comuni al voto, 3 capoluoghi di provincia, Messina, Agrigento ed Enna. Vediamo quindi l'affluenza a Messina è al 46,46%, naturalmente sono dati di ieri sera, Agrigento al 46,1%, Enna al 49,3%. Vedremo naturalmente oggi come andrà, seggi aperti dalle 7 di questa mattina e la chiusura poi alle 15. Lo vediamo infatti sulla Gazzetta del Sud, si vota anche oggi fino alle 15. Gazzetta del Sud che si concentra sul voto a Messina, affluenza appunto al 46,6%, 3 comuni
comuni della provincia hanno già i loro sindaci, come dicevi tu Michele a inizio puntata, San Salvatore di Fitalia, Mirto e Raccuia. A Milazzo la percentuale è del 54,74, superiore di oltre 2 punti rispetto alla precedente tornata elettorale che si svolse nel 2020. A Barcellona raggiunta quota 53,65 e a Giardini Naxos 45,65. Stiamo parlando dei comuni del Messinese che sono al voto oltre al capoluogo. Sempre da questa prima pagina c'è una notizia molto importante che riguarda il futuro di cardiochirurgia pediatrica, di cui abbiamo parlato tantissimo. Da gennaio 2027 deciderà Catania. Il reparto d'eccellenza di Taormina verrà accorpato al Policlinico Etneo. E allora andiamo a vedere questa notizia. All'interno della Gazzetta del Sud, cardiochirurgia pediatrica di Taormina dal 1° gennaio sarà gestita da Catania. Ci sarà comunque un lungo periodo di transizione che garantirà una continuità assistenziale con lo stesso staff del Bambino Gesù e dell'ASP di Messina, guidato sempre dal medico Sasha Agati. È possibile una seconda proroga, ma questo dipende dalle trattative in corso. Ricordiamo che questo centro è andato avanti di proroga in proroga. E poi vediamo, sempre sulla stessa pagina, nel nome di Falcone, 1174 donazioni di sangue, l'iniziativa nel giorno del ricordo, oltre 500 adesioni in più rispetto allo scorso anno. E poi vediamo ancora la prima pagina del giornale di Sicilia, 3 notizie in alto. Intanto l'SOS di ANCI Sicilia, personale insufficiente, siamo costretti a esternalizzare molti servizi, quindi l'allarme dei sindaci siciliani. E poi la cronaca, morì per cadute e infezioni in ospedale, l'ASP di Siracusa condannata ad un maxi risarcimento. E infine la violenta rissa Santa Margherita Belice, sono 12 gli indagati tra ragazzi dei 2 gruppi. A proposito di cronaca, vediamo anche qui lo Zen al setaccio, abbiamo già visto questa notizia, trovati soldi, armi e droga. Le comunali nel taglio basso, affluenza alle urne in calo. Oggi seggi aperti fino alle 15, tra i siciliani chiamati alle urne alle 19 aveva votato il 34,72%, capoluoghi invece sopra la media. Abbiamo già visto i dati delle 3 città principali in Sicilia, Messina, Agrigento ed Enna. Si parla anche di Serie B, del Palermo, che pensa al mercato, primo nodo, prestiti e riscatti. Palermo che non è riuscito nell'impresa della promozione in Serie A, ma che riparte con una certezza, cioè quella di Pippo Inzaghi in panchina. Grazie Emanuela. Adesso andiamo subito in diretta a vedere un po' il traffico a Catania, questo lunedì mattina. Ecco qui il Tondo Gioeni, scorrevole, anche se sul lato sinistro, come vedete, sulla corsia sinistra è abbondante come al solito, ma non c'è nessun intoppo. Il cielo è anche azzurro e lo vedremo tra poco. Questa è via Vincenzo Giuffrida, come vedete decine e decine di macchine che entrano, diciamo così, verso il centro di Catania. Comunque anche qui traffico scorrevole, intenso ma scorrevole. Dopodiché c'è un po' di fuliggine, ma vedete, forse siamo tornati di nuovo al Tondo Gioeni, che veramente disinvolto il traffico, altrettanto sulla circonvallazione, anche se è intenso, ci sono un sacco di macchine, ma il traffico è normalissimo. Ecco L'Etna, splendido, un po' coperto il cratere centrale, vedete dalle nubi, per fortuna le nubi non sono proprio, non promettono brutto tempo, il cielo è azzurro, per il resto la neve si è sciolta completamente. Ce ne andiamo a Taormina, eccola qua, guardate, mare calmo, splendido, già ci sono imbarcazioni dall'aria estiva sul lato sinistro, la cima dell'Etna parzialmente coperta da nubi e ancora un pochino di neve. Bellissima Taormina come sempre. Facciamo una breve pausa e poi torneremo con Emanuela Corsi con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Ci sono un sacco di notizie, soprattutto per quanto riguarda ancora questa lunghissima vicenda della guerra nel Golfo. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, sfogliamo i quotidiani nazionali con Emanuela Corsi.
Come hai anticipato tu, Michele, appunto c'è la guerra nel Golfo in primo piano, un'intesa che sembra vicina, ma oggi leggiamo su il Corriere della Sera: Trump congela l'intesa, quindi un passo avanti, uno indietro, insomma si resta sempre un po' nel limbo. Il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo, la distanza sull'uranio e appunto il presidente Trump che dice: non ho fretta per quanto riguarda questa intesa. L'Iran, ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole. Questa è la situazione delle ultime ore. Allora andiamo a leggere: nuvole sull'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Donald Trump prima annuncia l'accordo, poi frena. Non ho fretta di chiudere. Anche Teheran fa sapere che ci sono ancora dei nodi da sciogliere e accusa la Casa Bianca di bloccare le clausole. Il memorandum d'intesa prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, ma il tycoon mantiene la chiusura fino ad accordo firmato. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto le ricadute sull'economia, il petrolio, l'energia. Cosa succede e quando, scrive il Corriere, se davvero riaprirà appunto lo stretto di Hormuz, dove passa buona parte delle merci che arrivano in Europa. E poi l'altra guerra, perché sono state ore drammatiche in Ucraina, una pioggia di missili lanciati dalla Russia su Kiev. E allora andiamo a vedere: pioggia di fuoco su Kiev, usato anche il supermissile Oreshnik. Casa ucraina, vediamo in questa foto, colpita dai droni russi, i primi soccorsi, l'attacco di Mosca, morti e feriti tra i civili. Anche qui sembrava che ci fosse uno spiraglio di pace, invece la Russia continua a bombardare in maniera massiccia. Vediamo le altre notizie. Naturalmente le amministrative sfidano i comuni, test per i partiti, affluenza in calo, questo è il dato nazionale. Naturalmente si vota oggi fino alle 15, poi partirà lo spoglio. E poi invece il calcio, perché ieri era l'ultima giornata di campionato, importante per capire quali italiane si sarebbero qualificate in Champions League. E a sorpresa la festa del Como, per la prima volta giocherà la Champions League e poi si qualifica anche la Roma. Delusione invece per Milan e Juventus. Per quanto riguarda la Juventus, scontri a Torino, tifoso ferito, il derby iniziato in ritardo. Poi c'è un'iniziativa del Quirinale in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. Il Quirinale il 2 giugno dice: fate un vostro video. Ha lanciato questo appello per fare appunto un video social che... Sì. Molto bello. E sono in tanti che stanno... C'è anche Checco Zalone. C'è anche Checco Zalone, c'è Jasmine Paolini, insomma ce ne sono tantissimi, ci sono influencer, c'è di tutto, poi li vedremo magari più avanti chi sono i volti noti. Intanto la Repubblica: accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli, scrive ottimismo sull'intesa, ma Trump non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare. E poi flottiglia, il presidente israeliano Herzog interviene contro il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, dopo il video insomma che conosciamo bene. L'IDF: da noi niente abusi, si giustificano appunto per motivare quello che è accaduto invece e che abbiamo visto, che tutto il mondo ha visto con i propri occhi, ai volontari della flottiglia. Ucraina: vendetta di Putin su Kiev, anche il super missile. E poi gli scontri a Torino, caos al derby, grave un tifoso che è stato ferito alla testa. Quella che doveva essere una festa invece si è trasformata in un momento drammatico. Nel taglio basso le amministrative, comuni al voto, in calo l'affluenza. Il Faro su Venezia, che è l'unico capoluogo di regione appunto in questa tornata elettorale, e le città del sud. Andiamo a vedere la stampa di oggi. L'apertura è dedicata proprio alla guerra in Ucraina, a questo massiccio bombardamento da parte della Russia. Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea. La vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il super missile che può raggiungere il vecchio continente. E poi slitta la firma dell'accordo Iran-Stati Uniti, Hormuz resta chiuso, le garanzie di Trump a Netanyahu.
Vediamo anche qui la ferita del derby, gli scontri di ieri a Torino. Prima della partita, grave un tifoso bianconero, finisce pari, Juve, niente Champions League. Ma si parla anche di politica. Queste comunali sono il primo test sia per il governo dopo il flop del referendum, ma anche per il campo largo, e c'è una figura che emerge sempre di più, è quella di Vannacci, che ha creato il suo movimento dopo la fuoriuscita dalla Lega. Il test comunali, affluenza in calo, Fratelli d'Italia e lite su Vannacci. Fratelli d'Italia alza un muro di fronte alle ipotesi di alleanza con il partito appunto dell'ex generale ormai prestato alla politica. E poi vediamo invece nel taglio basso ieri il funerale di Petrini, il fondatore dei Slow Food. Ai funerali a Pollenzo l'ultimo messaggio appunto di Petrini: vi voglio un gran bene. Il resto del Carlino, vediamo Stati Uniti, Iran, slitta la firma, Teheran, questioni irrisolte, non scatta la tregua di 60 giorni, l'ipotesi di avviare colloqui diretti il 5 giugno. E poi i Pasdaran, Hormuz riaperto se alleggerite le sanzioni, l'Europa crede in questo accordo. E poi qui vediamo nel taglio centrale appunto alcuni volti che si sono prestati per festeggiare questi 80 anni della Repubblica. Il Quirinale manda il tuo video, questa è l'iniziativa. Cos'è la Repubblica per te? Il Quirinale lo chiede ai cittadini lanciando un sito ad hoc dove chiunque potrà pubblicare brevi video spiegando cosa significa la parola Repubblica a 80 anni dalla sua nascita. Nella prima giornata sono già oltre 100 i messaggi pubblicati e si prevede che possano arrivare a essere centinaia di migliaia, visto che l'iniziativa durerà, pensa, l'intero anno. Lo storico De Luna e la svolta pop di Mattarella crea una religione civile. Una bellissima idea, trovo, Sì, non so sì. se sei d'accordo. Assolutamente sì, anche perché è un modo anche per avvicinare i giovani, soprattutto a certi temi. E poi vediamo nel taglio basso, a proposito di giovani, purtroppo ne parliamo in negativo, a 15 anni sfregiato con un macete. La mamma voleva diventare un pilota d'aereo, distrutti i suoi sogni. A Bologna, la lettera della donna, ci sono 8 minorenni che sono indagati per questa terribile aggressione nei confronti di un ragazzino. A soli 15 anni. Poi il Messaggero, vediamo invece l'apertura, Roma bentornata in Champions, quindi il Messaggero festeggia appunto questo ritorno della squadra in Champions League. E poi USA-Iran, la firma slitta, definiti i punti dell'accordo, attesa per il via libera finale. Vediamo nel taglio basso, scandalo in Svizzera, concerto per Cran Montanà, giallo sui soldi destinati alle vittime. Più di 150.000 franchi raccolti in una sola serata a Losanna per aiutare le famiglie travolte dalla tragedia di Cran Montanà, ma di quei soldi non c'è nessuna traccia. Ma lì in Svizzera non ne combinano una giusta. No. Prima ci volevano fare pagare i soldi delle spese È dovuto sanitarie. intervenire il governo per... fatto sparire i soldi del concerto. Sì, diciamo che la Svizzera non esce bene come immagine dopo quello che è accaduto. Disastrosa. Esatto, proprio. a Cran Montanà. Vediamo il giornale, oggi urne chiuse in 743 comuni, ma oggi il giornale scrive questo: islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda ai seggi. A Venezia mobilitazione di bengalesi e poi il caso del palestinese candidato dai 5 Stelle. E a proposito di amministrative, da Arezzo a Reggio Calabria le sfide chiave nelle città. Sono 18 i capoluoghi di provincia a livello nazionale che dovranno decidere i nuovi sindaci: Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno, Trani e poi, dicevamo, Venezia. Allora, c'è una notizia che è curiosa perché abbiamo parlato tanto di questo caro cherosene, voli a rischio, soprattutto i viaggi estivi. Ecco, il paradosso delle ferie: i voli vuoti sono adesso in saldo. Tanti si sono scoraggiati prima ancora di prenotare. E ora li mettono a Ora ribasso. li mettono in saldo.
Veramente un paradosso. Con la guerra in Medio Oriente si pensava che l'effetto diretto sarebbe stato appunto uno stop dei voli, viaggiare sarebbe diventato un lusso per pochi coraggiosi che potevano permettersi di spendere molto di più, visto l'aumento appunto dei prezzi del jet fuel, e invece la situazione è diversa soprattutto per l'Europa, quindi ora c'è c'è il saldo. Esatto, c'è una scontistica che non era stata prevista in tutto questo. Vediamo qualche notizia di economia, Michele. Allora andiamo a vedere il Sole 24 Ore. Ovviamente c'è sempre la guerra in Medio Oriente, anche qui in primo piano. USA-Iran, intesa pronta, ma slitta la firma. Trump, niente fretta. Ultimi ritocchi all'accordo. Washington mantiene il blocco e Hormuz resta chiuso, e poi la strategia degli Ayatollah: per Teheran lo stallo è già una vittoria, il tempo gioca a suo favore. E poi c'è questa notizia che è molto interessante, perché a quanto pare la qualità della vita migliore per i giovani è a Bolzano. Questo è emerso dal Festival dell'Economia di Trento, che si è chiuso ieri. L'indagine per fasce d'età: Firenze è la prima città per quanto riguarda la qualità della vita dei bambini, mentre Trieste per gli anziani. Andiamo a vedere appunto i tre indici generazionali, quindi le prime tre province nelle classifiche della qualità della vita. Dicevamo bambini Firenze, poi Milano e Aosta. Per i giovani Bolzano alla prima posizione, poi Trento e Gorizia. Per gli anziani invece Trieste, Trento e Milano. Comunque tutte città del nord, città del sud non ce ne sono. Noi come al solito. Ci fermiamo qui. Va bene, grazie Emanuela. Adesso noi tra poco parleremo però di due cose positive, due successi italiani, anzi catanesi: i 50 anni dei Laboratori del Sud dell'Istituto di Fisica Nucleare, e poi l'arrivo sempre a Catania del primo aeroscuola d'Italia. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, c'è un ospite, il primo nostro ospite è il direttore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Santo Gambino. Buongiorno e benvenuto, che festeggia 50 anni proprio in questi giorni. La firma è stata il 29 aprile del 1976, è una ricorrenza che celebrerete proprio il 29 maggio, no? Sì, allora noi abbiamo una storia che è abbastanza stratificata e quindi era difficile scegliere la data giusta. Abbiamo voluto scegliere, già in occasione dei 40 anni, la data del 29 aprile come del 1976, perché è la data in cui si firma un'importante convenzione tra Università di Catania, Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia, quindi un'entità regionale, e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per la creazione dei laboratori nucleari del Sud. All'inizio aveva questo nome, abbiamo mantenuto la sigla quando poi siamo diventati laboratori nazionali, perché l'INFN ha un'organizzazione basata su sezioni presso le università principali d'Italia e 4 laboratori nazionali. Quello catanese è il terzo in ordine d'apparizione, dopo quello degli eredi di Fermi, di Edoardo Amaldi, Salvini e altri a Frascati, e dopo quello di Padova, che è stato di Legnaro, vicino Padova, che è stato fondato da altri grandi monumenti della fisica moderna. Venerdì 29 a Catania, al Teatro Verga, con i vertici dell'istituto più le istituzioni cittadine all'Università di Catania, si festeggeranno i 50 anni. Allora, direttore, oggi, 50 anni dopo, che cosa rappresentano i laboratori nazionali del Sud? Allora, rappresentano quello che è la storia di persone convinte dei propri mezzi, un po' ambiziose, ma sicuramente ben connesse con la realtà. Non abbiamo mai creduto, e questo posso dire anche per quei direttori che ci hanno lasciato, non abbiamo mai creduto al paradigma di una Sicilia che non può fare le cose che si fanno altrove. Abbiamo avuto sempre l'ambizione di volare alto, di essere primi in qualcosa, di pensare a delle cose che altrove non si erano mai fatte, e le abbiamo fatte. Ecco, recentemente in occasione
di un'intervista per un TEDx, ho detto c'è una cosa che non va fatta mai, dire a un siciliano questo non lo puoi fare, perché noi poi lo facciamo. Bellissimo. Ci sono 300 persone impegnate in questa ricerca e si va dalla fisica agli acceleratori della fisica nucleare, astrofisica, ma anche applicazioni per la medicina, i beni culturali, la biologia, l'ambiente, è così? Sì, senz'altro quello delle applicazioni non è stato il nostro primo obiettivo, perché i laboratori, come ho detto, nascono per la fisica nucleare, sono laboratori nucleari all'inizio, ma poi diventano sempre più applicativi, con alcune esperienze che sono state uniche. Addirittura siamo stati i primi in Italia ad applicare le tecniche dell'adroterapia per la cura di determinati tumori, in particolare i tumori all'occhio, che dal 2002 sono stati trattati. Non sono statistiche enormi, si tratta di circa 500 casi, ma sono casi di persone che hanno continuato a vivere e vivere bene, con una percentuale di successo superiore al 95%. Molto importante. Poi abbiamo pure contribuito alla costruzione di quello che è il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, in cui 3 iniettori sono targati LNS, sono, diciamo, concepiti, disegnati e in gran parte costruiti a Catania. Complimenti anche per questo, direttore. Ma adesso parliamo un po' di fisica, noi che non ci capiamo nulla. Allora, voi nel 1984 avete accelerato il primo fascio di protoni e poi dopo 10 anni avete accelerato il primo fascio di ioni di nickel. Ci spiega che cosa... Sì. Che cosa significa tutto questo per la conoscenza della gente, diciamo, che non è esperta? Noi abbiamo un grosso vantaggio rispetto a tanti altri ricercatori. Quando mandiamo a uccidere le nostre particelle una sull'altra, non succede niente di drammatico. Giusto. È proprio lì il bello, perché noi altri, accelerando degli ioni, dai protoni fino alle particelle più pesanti come il piombo, l'oro, noi altri le mandiamo a sbattere su un bersaglio e vediamo quello che succede. Ma in realtà non è che non sappiamo quello che succede, abbiamo delle teorie, e fare questi esperimenti e vedere quello che viene fuori da questi urti ci permette di indagare i segreti dell'universo che sono dentro questi nuclei. E questo, come detto, ha anche delle applicazioni. Ma c'era il grande fisico Feynman, un premio Nobel, che diceva che noi, come diciamo in altre attività umane, non è che facciamo una cosa perché è utile, la facciamo perché ci piace. Ecco. Questo è bellissimo, è anche un privilegio, sì, però è importantissimo. Le faccio l'ultima domanda da appassionato un po' ignorantello. Perché ha detto, direttore, che dentro la materia più piccola, infinitesimale, ci sono i segreti dell'universo? Uno dice, ma come? Quella è una cosa immensa e questa è una cosa piccola piccola. Che rapporto c'è? Allora, una cosa che amo dire agli studenti è che le leggi della fisica sono uguali per tutti. Non c'è un giudice che le interpreta, però ci sono sicuramente alcuni punti che devono seguire delle regole, che sono quelle dei canoni che nonno Galileo ci ha insegnato. Quindi dobbiamo fare una teoria, facciamo una verifica con i nostri esperimenti, poi scopriamo che la teoria va aggiustata, e lo stesso Einstein diceva che una sola prova sperimentale può smontare tutto quello in cui finora abbiamo creduto, e quindi le mie teorie si riveleranno inadeguate. Quindi Einstein era una persona grandissima, ma aveva questa concretezza di capire che per noi ricercatori quello che vale è la prova sperimentale. Fantastico. Adesso stiamo parlando, per chi si fosse messo in ascolto adesso, dei laboratori nazionali del Sud, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che compiono 50 anni, e che parliamo dei vostri successi, grandi rivelatori come Medea, Chimera e Magnex, se lo leggo bene. Sì. Ecco, e poi ancora impegno nello studio dei neutrini con, questo non riesco neanche a leggere, KM3NET, come si legge? KM3NET, noi diciamo. KM3NET. Che è il più fantasmagorico dei nostri rivelatori. Già diciamo come sigla. Che soltanto a dirlo viene da sorridere, perché
quando il nostro ex direttore, il professore Migneco, tirò fuori questa idea, un po' tutti quanti l'abbiamo guardato come si guarda una persona che probabilmente non ha dormito bene la notte, perché pensare di mettere una quantità enorme, migliaia di occhi, sotto 3 km sotto il livello del mare, per andare a vedere dei neutrini che vengono dallo spazio profondo, dalle zone lontane chissà quanti anni luce, beh, è una cosa in cui dici ma no, ma non si può fare. Beh, come tante cose che dicevo non si possono fare, alla fine l'abbiamo fatta e ha avuto successo. Fatta, leggo a Portopalo. Ecco, questa è una storia molto bella, perché guarda caso poi, questo diciamo è un puro accidente della vita, il posto più bello dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, non dal punto di vista delle caratteristiche paesaggistiche, anche quello, beh, sì, per carità, è famoso, è proprio il mare al largo di Portopalo, perché c'è una scarpata molto profonda, quindi appena a meno di 100 km dalla riva abbiamo quelle caratteristiche di mare, profondità superiore ai 3 km, che consentono di avere un adeguato schermaggio da tutti i rumori che vengono dal mondo attorno a noi, compreso quelli che vengono dal sole o da altri elementi, e quindi si può fare una misura pulita, come non si può fare in altri posti. In altri luoghi. Quindi, ma questo qua diciamo, è la natura che ci ha dato questa occasione. Diciamo che forse il buon Dio pensava che noi dovevamo fare questa cosa. Fantastico, fantastico. Progetti, obiettivi prossimi, ci faccia capire. Allora, l'obiettivo attuale è un obiettivo che può sembrare banale rispetto a queste enormi cose che abbiamo menzionato, ma è l'obiettivo di rendere sostenibile sul lungo periodo, perché uno dei limiti del sistema Italia è che spesso riusciamo a fare il record, però poi dopo aver fatto il record della 4% magari la scuola si perde. Ecco, dare consistenza, pensare a lungo periodo e rendere sostenibile tutte le infrastrutture di ricerca che abbiamo costruito, questo è il grande obiettivo che io ho cercato di disegnare in questi ultimi anni. Il PNRR è stato uno di questi elementi, perché altrove sento dire che il PNRR sta diventando quella frase, quell'idioma che non ho mai amato, una cattedrale del deserto di qua e di là. Ecco, noi invece siamo qui per restare e per produrre sviluppo e opportunità per le generazioni future. Quindi PNRR vuol dire fondi europei. C'è anche un libro che come in qualche modo celebra questi 50 anni dei laboratori nazionali del Sud, vero? Sì, allora andando a raccogliere un po' i ricordi di questi 50 anni splendidi, abbiamo avuto questa intuizione di scriverli proprio per lasciarli come un legato per le prossime generazioni. Bellissimo. Diceva Papa Giovanni XXIII, ricordate sempre ai giovani che il mondo esisteva prima di loro e ricordate a noi vecchi che il mondo continuerà a esistere dopo di noi. Ecco, quando noi oggi pensiamo a un esperimento, sappiamo bene che non vedremo i risultati di questo esperimento, perché Chilometro Cubo Net ha avuto origine nel 1998. Caspita. Chi l'ha ideato oggi è in pensione. Già. E continua a gioire di questi risultati. L'ultimo di un paio d'anni fa è stato quello dell'aver rivelato il neutrino più energetico mai osservato finora, andando a superare di un fattore 30 l'energia massima osservata in Antartide da una collaborazione americana. E quindi, voglio dire, a noi studenti di allora abbiamo fatto la gioia del nostro professore e dei nostri professori. E anche filosofia, quindi la fisica nucleare. Complimenti anche per questi risultati che ci ha appena accennato, direttore Cammino. Ricordo il 29 maggio al 29 di questo mese al Teatro Verga ci saranno i vertici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, le istituzioni di Catania e l'Università di Catania per festeggiare i 50 anni dei laboratori nazionali del Sud. Sì, e mi permetta di dire che si concluderà con una tavola rotonda alla quale parteciperanno e tireranno le conclusioni
un caro amico dalla Presidenza del Consiglio online, remotamente, e la professoressa Schillaci che diciamo, tirerà le fila di un concetto, di una tavola rotonda intitolata I prossimi 50 anni, perché come dicevo, appunto, per noi importante è continuare a lavorare per il bene del territorio, per il bene della nazione. Grazie professor Cammino. Grazie e a noi voi. adesso insieme guardiamo invece i prossimi minuti e le prossime ore con il meteo. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale continuerà a insistere anche nella prossima settimana sull'Europa occidentale e sull'Italia, garantendo un lunedì stabile, soleggiato e molto caldo. Soltanto il sud rimane un po' ai margini dell'anticiclone, maggiormente defilato, e anche la Sicilia con qualche acquazzone breve temporale che potrà formarsi soprattutto sulle aree interne durante il pomeriggio e in locale sconfinamento anche alla costa tra Gelese e Ragusano. Queste sono le temperature che sono in lieve aumento, ma comunque ancora tipiche del periodo, massime comprese tra 24 e 27 gradi su gran parte dell'isola. Poi martedì situazione simile, ancora prevalenza di sole su gran parte della Sicilia, un po' di variabilità ancora possibile sulle aree interne con qualche breve acquazzone o temporale nelle ore pomeridiane. Venti deboli, mare generalmente poco mosso e temperature martedì in ulteriore allevamento con punte fino a 28 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Buongiorno Sicilia, un altro primato catanese. Abbiamo visto prima l'Istituto di Fisica Nucleare, adesso primo aereo scuola d'Italia a Catania. Ce ne parlerà Brigida Morsellino, che è direttrice dell'ITS Academy di Catania, accademia tecnologica, ma frequentata dagli studenti? Sì, frequentata dagli studenti diplomati, quindi che hanno conseguito il diploma di quarto livello EQF e che vogliono scommettersi nell'ambito della tecnica, della tecnologia e del lavoro, perché noi formiamo e li inseriamo direttamente nel mondo del lavoro. Ora, nella nuova sede dell'ITS Academy, che è in via della Filanda 15, sì, cioè nell'area dell'ex incremento ippico per la Sicilia, tra il 15 e il 16, qualche giorno fa, è stato trasferito via quello terra, che si chiama un Business Jet Turbofan, che è il primo aereo scuola. Sì, è un aereo che verrà assemblato in questa settimana da una squadra che verrà da Amburgo ed è un aereo perfettamente funzionante, sarà il laboratorio attivo dei manutentori del mezzo aereo, che sono dei tecnici altamente specializzati che vengono formati. Sì. Io ero lì. Ecco, e ce lo descriva, quindi è... Allora, è un aereo abbastanza grande, credo che sia 15 metri di lunghezza, un'apertura alare di 6 metri e passa, con un motore attivo, praticamente è un aereo a tutti gli effetti, ovviamente non decollerà, ma sarà a disposizione dei manutentori del mezzo che faranno attività pratica su questo aereo vero, quindi concretamente, non con i simulatori, che tra l'altro voglio dire i simulatori dell'ultima generazione sono eccezionali per la pratica, perché insomma si capisce bene che il simulatore è anche un mezzo importante per noi. Noi avremo anche un simulatore navale in questa sede, nella sede che non dimentichiamo è in ristrutturazione da più di 2 anni. Torniamo lì, quindi è come se gli studenti come se fossero in un hangar dell'aeroporto. Perfettamente, in un hangar dell'aeroporto con un aereo attivo che sarà messo a loro disposizione per poter studiare e manutendere l'aereo e quindi fare anche tutte le prove necessarie. Imparano quindi e fanno le verifiche di quello che si fa Imparano facendo con quello che noi chiamiamo sistema duale, che è un sistema esperienziale di alta qualità che poi permette a questi giovani, in questo caso i manutentori del mezzo aereo, di essere inseriti direttamente nel mondo del lavoro. Infatti non dimentichiamo che l'ITS Academy ha una percentuale di occupabilità del 100% per quanto riguarda tutti i marittimi, quindi tutti gli ufficiali della Marina Mercantile, il settore dell'hotelleria a bordo, abbiamo i manutentori del mezzo aereo, la logistica e i tecnici superiori delle energie rinnovabili. Abbiamo dei coefficienti eccezionali, credo che siamo tra i primi, siamo tra i primi d'Italia. Da semplice viaggiatore immagino, come leggo qui, si occuperanno di fusoliera, cockpit, cose che noi sentiamo dire quando siamo a bordo di un aereo. C'è da ricordare che l'aereo in modo assurdo, senza il pilota, potrebbe
potrebbe diciamo volare, senza la firma del manutentore non vola. Il manutentore è decisivo. È decisivo, è fondamentale, sono delle figure molto ricercate, nessuno li forma, solamente in pochi, siamo in tutta Italia, e devo dire che ancora prima di conseguire il titolo di sesto livello EQF, quindi è come se fosse una triennale, questi ragazzi, questi giovani sono già inseriti nel mondo del lavoro con un contratto a tempo indeterminato. Ma fantastico, Sì, perché sì. non ci pensano ancora, si potrebbe fare anche, farlo diventare un corso scolastico come diciamo un istituto superiore. Allora, l'istituto superiore abbiamo l'aeronautico, voglio dire, è un tecnico, però il discorso qual è? Che il training, non l'education, cioè il momento del lavoro vero in questi ambienti, che è un lavoro che deve essere fatto con tantissime tutele di sicurezza, non può essere svolto in età che non sia superiore ai 18 anni. Quindi ovviamente l'ITS Academy in questo è privilegiato, perché sono ragazzi comunque che hanno un'età, sono maggiorenni. Dalla Sì, scuola, sono chiaro. usciti dalla scuola, quindi sono diplomati. Bene, ma fanno anche simulazioni? Sì, fanno anche simulazione, soprattutto i marittimi in questo caso, e anche i manutentori del mezzo di terra, perché noi non formiamo solo i manutentori del mezzo aereo, anche del mezzo navale e del mezzo terrestre. Quindi diciamo che è una figura molto trasversale in diversi settori, che sono i settori della mobilità, perché noi siamo proprio mobilità e trasporti. Ecco, ma chi fosse interessato che ci sta ascoltando? Sì, ci sta ascoltando. Allora, noi ogni anno, ma anche col PNRR, devo dire che abbiamo anche pubblicato altri bandi, pubblichiamo i bandi per ricoprire dei posti, dei corsi per diverse figure. Tutti i ragazzi giovani interessati possono fare domanda di entrare in ITS attraverso questo bando. ITS Academy, sì. ITS Academy Mobilità e Trasporti Catania. Abbiamo un sito molto all'avanguardia, tra l'altro. Guarda che immagini. Quindi sì, è una cosa che fa un po' impressione, devo dire adesso. Sono stati bravissimi i gruisti, il trasportatore. Ringrazio pubblicamente la ditta Nicolosi Trasporti, che è stata veramente ci è stata vicino, è un socio, tra l'altro un partner importante per l'ITS Academy. 17 metri, apertura all'area di 16 metri 16 e metri, mezzo, tutte e due. altezza 5 metri e mezzo. Sì, sì, quando si è poggiato sul cortile all'interno della nuova sede, devo dire faceva un po' impressione. E lo fa tuttora anche vedendolo lì. Sì. Perché è stata una grande impresa, perché se consideriamo il luogo dove l'abbiamo voluto installare e dove abbiamo voluto aprire la nuova sede, il luogo poteva essere la zona industriale, poteva essere una zona più facilmente raggiungibile. Abbiamo voluto fortemente questa sede perché pensiamo che l'ITS Academy porterà sicuramente una rivincita, un riscatto sociale anche in quella zona, e noi crediamo molto nel valore della cultura e della formazione come forma di riscatto sociale. Ma via Finlandia è nella zona Antico Corso? Sì, l'Antico Corso, è proprio nella zona Antico Corso. Ma è accanto. stupendo! Sì, e infatti è una cosa molto Che reazione particolare. avete avuto? Ma le persone sono state un po' attonite, io vedevo anche delle vecchiette dietro le finestre che guardavano, anche i ragazzi della scuola. Credo che l'indomani era sabato, ma il lunedì si sono ritrovati questo aereo che lo vedevano dalle finestre, sicuramente sono rimasti un po' attoniti, ma sicuramente affascinati. Credo che insomma sia stata una cosa molto... sarà il 19. Il 19 di questo del mese di giugno ci sarà l'inaugurazione, quindi un momento importante. Inizieremo ad avere i corsi, quindi inaugureremo tutti i laboratori, che devo dire non è solo certo l'aereo la nostra punta di diamante, ma ci sono dei laboratori veramente all'avanguardia e accoglieranno tantissimi giovani. Ricordo che l'ITS Academy non accoglie solo giovani catanesi, da tutta la Sicilia e anche da tutta Italia. Possono venire sì, anche da tutta Italia. Italia. Abbiamo una specificità importante, ci sono solo pochi ITS Academy della logistica e dei trasporti così importante come il nostro. E che sono e noi siamo l'unico ad avere un aereo vero. Un aereo vero, fantastico, complimenti. Grazie. Primo aereo scuola d'Italia si inaugura il 19 ricordo giugno. Via della Filanda 15, area X incremento ippico. Complimenti e buon lavoro, naturalmente in bocca al lupo a tutti i giovani che verranno con lei. Brigida Morsellino, direttrice dell'ITS Academy, Accademia Tecnologica di Catania. Noi adesso facciamo una breve pausa e poi incontreremo Santi Consoli, che è autore del Mio posto in ultima fila, non la prima. State con noi, buongiorno Sicilia. Il nostro
ospite, Buongiorno Sicilia, celebra 60 anni di attività teatrale. Eccolo qui, Santi Consoli, attore e regista, con questo libro, Il mio posto in ultima fila. Ma come in ultima fila? E caro direttore, perché in questi 6 lunghi decenni, per motivi soprattutto caratteriali, questo è giusto che io lo specifici, che non mi ha consentito di essere molto empatico nei confronti di un mondo che io ho sempre frequentato, grazie a mio padre, e ricordo questo studio perché Giuliano Consoli. che da questo studio lui, al di là che era un giornalista prima di Espresso Sera e poi di Sicilia, faceva anche delle trasmissioni di critica teatrale, perché non voglio dimenticare che Giuliano è stato anche insegnante e cofondatore della scuola Buonanima di recitazione Umberto Spadaro del Teatro Stabile. Ti interrompo perché sfogliando vedo una carrellata di fotografie fantastiche, quindi incontri e aneddoti, ce ne vuoi accennare qualcuno? Tra i tantissimi e tutti significativi. Di quelli che io ovviamente non me ne sono fatto mai una ragione, una è quella che Catania non ha un teatro comunale. Direttore, hai fatto mai caso che Catania non ha un teatro comunale? Catania, che dalla fine dell'Ottocento fino all'immediato secondo dopoguerra era una città che pullulava di teatri. Come no? Pullulava di teatri. Certo. E dopodiché, voglio dire, con l'avvento della televisione, va bene, molti locali sono andati in disuso e mai c'è stata un'amministrazione, e questo mi ha fatto girare la mia fantasia, di poter utilizzare e far diventare qualche locale. Io poi ho avuto il privilegio di conoscere Guglielmo Sangiorgi in occasione del suo 100° compleanno. 100°? Lui aveva Caspita. 100 anni. San Giorgi San Giorgi? Proprietario del Teatro San Giorgi, il quale per non so quanti anni nelle varie amministrazioni offriva alle amministrazioni varie che si succedevano Certo. il suo locale, che poi non è un solo locale, perché era il teatro, era un'arena ed è ancora, no, non è perché è diventato, sono uffici del Teatro Massimo, un albergo, no? I servizi San Giorgi, che erano direttamente in collegamento con il palcoscenico del San Giorgi, perché ospitava gli attori. Bene, lo dava solamente per 1 miliardo. Di vecchie lire. Di vecchie lire ne valevano almeno 5 volte tanto, almeno. Ma è un'amministrazione. Andiamo a quello che mi interessa di più, diciamo, nei miei ricordi, che ho vissuto all'Atere. Nel 1969, e lì qua divento cattivo nel mondo dell'informazione. Finora è stato buono, eh? Esatto, mai, Sì. Assolutamente, non lo sono stato e non lo sono. Nel 1969 una compagnia catanese, che ha avuto un buon momento, che era la compagnia del teatro siciliano Rosina Anselmi di Palazzo San Placido, dove oggi abbiamo il cortile Platamone o Corte Mariella Lo Giudice, che è più giusto chiamarla così, vinse le selezioni nazionali. Era una compagnia amatoriale di cui io ritengo di avere frequentato per 60 anni e di cui sono un orgoglioso esponente. Vinse le selezioni nazionali per rappresentare l'Italia a Monte Carlo, al Festival Mondiale, ed è citato con tanto di pass in ceramica, perché oggi i pass sono di cartone, no? Sì. All'epoca a Monte Carlo erano di ceramica che uno camminava di sbiego, no? Ebbene, lo spettacolo che presentò quella compagnia, andò a rappresentare l'Italia, fu l'unico spettacolo a cui presenziò Sua Altezza Reale Grace Kelly, la quale fu talmente entusiasta di quello spettacolo che ci offrì alla compagnia
c'è tutto il racconto perché io ero di servizio militare a Genova e io scappai. Bellissimo questo E io racconto. scappai a Monte Carlo certo, a vedere rischiando Gaeta. Vabbè, sono passati più di 50 anni, per cui lo in puoi prescrizione. dire, lo puoi dire. Ebbene, offrì la cena allo Yachting Club. Mamma mia, Di ragazzi. tutto questo Catania non ebbe mai notizie. Ma direttore, io ti posso, credimi, elencare tantissimi di aneddoti che mi sono passati per... E personaggi, Michele Abruzzo, Mario Scaccia, Leo Padovani, Leo Gullotta, naturalmente, ecco. Natale Napoli. Pino Scotti e Lea Padovani. Con quella compagnia, Teatro Siciliano Rosina Anselmi, io sono ritornato a Catania dopo il servizio militare, riuscimmo a mettere in scena un'edizione non detto da me, interessato per cui, detto da altri, ma veramente bellissima e stupenda, di Dal tuo al mio di Giovanni Verga. Con un'interpretazione, mio padre portò Tino Scotti a fare il personaggio di Rametta, il protagonista, Tino Scotti, ma che cosa, il confetto Falqui, ma che... Un'interpretazione, mi creda direttore, qualcosa di entusiasmante. C'è la riproduzione dell'articolo che pubblicò La Sicilia, no? Che era Il critico in poltrona, che all'epoca questa cassetta era un modo di sdileggio, diciamo, a Catania, di offesa, perché veniva filmato Vice. Ah sì, perché me lo ricordo, Vice. non avevano il coraggio di firmare uno spettacolo che faceva concorrenza all'epoca al Teatro Stabile. E ripeto, potremmo andare avanti per tanto tempo. Ecco perché dico, chi dice la verità non è più pazzo. Io queste cose le ho sempre dette, anche molto raramente in maniera... Allora, Consoli cita il motto frase di di Platone, nessuno è più odiato di chi dice la verità. Voi mettete, realizzate anche premio Scena e premio Musco. Allora, il premio Scena è durato 10 anni. Era un premio che era per tutte quei personaggi che con la loro attività avevano esaltato e continuavano ad esaltare tutto il mondo dello spettacolo teatrale siciliano. Da Leo Gullotta a Pippo Pattavina, da Tuccio Musumeci ai Fratelli Napoli, che all'epoca erano in fortissima crisi, e compagnie varie. Potrei 10 anni. Il premio Musco, anche lì, i primi 10 anni, in quel momento io ero presidente regionale della FITA, Federazione Italiana Teatro Amatori, lo sono stato per 15 anni, per 10 anni ho cercato di valorizzare questo paesino che è deliziosissimo alle pendici dell'Etna, quando poi sono stato affiancato da personaggi voluti dall'amministrazione che non rispecchiavano i miei canoni. Dalle amministrazioni. No, era una sola amministrazione, una sola amministrazione che è durata fino ad oggi. Non rispettavano i miei canoni di, come dire, di chiarezza, di limpidità di comportamenti. Ho preferito mollare, ho detto proseguite voi, io la mia faccia non ce la metto. E nel frattempo questo ricordo di 60 anni di attività, oggi il teatro... il teatro soffre, soprattutto il teatro amatoriale, che è una sezione di teatro, soprattutto in Sicilia, permettetemi di dirlo, molto importante, che non è mai, dico mai, stato valorizzato per quello che vale. Perché non mi risulta che, dico il teatro stabile perché la Sicilia ha avuto sempre un solo teatro stabile, è andata a fare spettacolo, non lo so, a Canicattini Bagni, oppure a Leonforte, no? Mentre le compagnie del territorio, ai miei tempi, io avevo
ero riuscito a raccogliere nella mia federazione ben 130 compagnie isolane. Caspita. E non ha mai avuto, perché è stata sempre denigrata, non sapendo i grandi sacrifici e aiuti zero per portare avanti una passione, per cui ha sempre sofferto, soprattutto il dopo Covid, perché il dopo Covid è stato deleterio in assoluto. È un po' per tanti Però altri. mi costa anche dire, vi sono delle eccellenze di teatro amatoriale, cito la compagnia di Mascalucia, Mario Re, Nuovo Teatro Stabile Mascalucia, oppure la Sichelia di Santa Teresa Riva, che sono delle vere eccellenze teatrali di cui si parla pochissimo, forse perché non portano voti. Cattiveria finale, Santi Consoli, il mio posto in ultima fila, 60 anni di attività teatrale, complimenti. Grazie, e direttore, per grazie a voi e per l'ospitalità soprattutto. Adesso noi ci occupiamo di oroscopo fra un minuto. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione, lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione, con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Devi sapere che i funghi pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. cui facciamo un falso ragù. Cioè, stavo pensando alla stessa cosa, diciamo, ora queste vongole fresche, di acidezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, sì, esatto. Quelle... Guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza. Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto. Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono vive. Allora, quindi... L'hai assaggiata? Andiamo avanti. Di nuovo Ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Basta, la pasta devo condire. Com'è? Cai. C'era un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto. Allora, l'oroscopo con Marco Amato. Eccoti, ciao Marco. Ma che bella giacca, complimenti. Grazie infinite. Allora, oggi iniziamo la settimana parlando di una figlia d'arte. Vi racconto di Apple Martin. Ebbene, c'è molta attesa perché il debutto cinematografico della figlia di Gwyneth Paltrow e del cantante dei Coldplay, Chris Martin. Ebbene, questa bellezza assolutamente prorompente, bellissima, sta muovendo i suoi primi passi e c'è una grande attesa per due film che la vedono protagonista, ovvero Lo stagista inaspettato e L'amore non sbaglia. Dunque, per questo suo debutto, le stelle rispondono che il Toro, il suo segno zodiacale, segno di Venere, le porterà moltissima fortuna. Ebbene, il cielo del Toro è un cielo sgombro da nubi per ora e quindi tutti i Toro si potranno esprimere senza i condizionamenti planetari e sicuramente questa ragazza saprà muoversi anche
nonostante le aspettative che su di lei gravano evidentemente, proprio perché è figlia di due giganti, una del cinema e l'altro della musica. Ebbene, oggi l'oroscopo velocemente di oggi parla di una luna che transita da Vergine a Bilancia e di un Sole e un Nettuno che mettono a posto i sogni. Cosa succede? Insomma, Ariete, un ottimo inizio settimana per voi, proprio perché il vostro Marte in Toro adesso sta avvolgendo a un qualcosa di più oggettivo, di più concreto, e anche in amore Venere promette di sistemare le faccende affettive. Toro, Marte vi dà tutta la forza di manifestarvi nazionale intensa e anche abbastanza fortunata, proprio perché Marte e Venere sono in un sestile che facilita un po' tutto, quindi per i Toro tutto un po' più in discesa. Gemelli, oroscopo complesso per voi dei Gemelli, solo Urano e Mercurio nei vostri gradi zodiacali, da cui ci si può aspettare di tutto, e di tutto accadrà. Infatti l'unica pecca è stare attenti a non essere dispersivi e stare un pochino più concentrati su poche direzioni e non su molte. Cancro, Venere nei vostri gradi zodiacali, anche un Giove che si risveglia grazie alla Luna, vi portano molta fortuna. L'inizio settimana promette emozioni affettive, aggiustamenti di relazione, ma soprattutto miglioramenti economici al lavoro. Leone, un leone che trova la curiosità di indagare bene sulle cose, di accettare alcune realtà che non voleva e di rendersi conto che in fondo la propria centratura è cardine in questo momento zodiacale. Quindi in bocca al lupo. Vergine, lo la settimana inizia benissimo, la Luna nei vostri gradi in mattinata porta molta visibilità, molta relazione con gli altri. Passando in Bilancia stasera si farà un po' più austera, elegante e vi permetterà di pensare in maniera oggettiva. Bilancia, in serata c'è una bellissima sorpresa, qualcuno forse che non vedevate da tempo vi farà una dolce sorpresa affettiva. Scorpione, intuito e piacevolezze, anche ironia, oggi capacità di spaziare in più cose, proprio perché i pianeti vi danno degli assist un po' in tutte le direzioni, dovete un po' seguire più l'agenda. Ottimo in amore. Sagittario, per voi un pochino di confusione in più, la Luna in serata però vi porta consiglio, seguite quello di una persona che vi vuol bene. Capricorno, ottima zodiacalità anche per voi, la Luna in Vergine questa mattina vi dà una marcia in più e anche la chiarezza del Sole vi aiuta a mettere tutto in chiaro perché voi possiate stare tranquilli. Acquario, per voi la Luna di Trigono in serata farà un bellissimo exploit, qualcosa di bello a livello affettivo riguarda partner e famiglia. Pesci, dolcissimo segno zodiacale che in mattinata avrà qualche difficoltà con la Luna in opposizione, in serata invece le cose si distendono molto e ci si pacifica anche con un lunedì niente male per davvero. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Arrivederci Michele, buongiorno Sicilia. Buongiorno a te Marco, grazie, buona settimana. Le ultime spigolature alla stampa con Emanuela Corsi. Sì, Michele, in realtà diamo una notizia di cronaca perché c'è un aggiornamento che vediamo su repubblicapalermo.it. Nella notte Maxi rissa nella zona di via La Lumia, ferita una ragazza a colpi di pistola. La ragazza è ricoverata all'ospedale Villa Sofia ma non sarebbe in pericolo di vita. Naturalmente la zona è stata tutta transennata come vediamo in questa foto e adesso c'è anche la scientifica al lavoro per ricostruire appunto quello che è accaduto, per le indagini. Via La Lumia, che ricordiamo è già stata teatro di altri episodi simili a questo. Ma adesso torniamo invece ad una notizia più leggera dai giornali. Vediamo su Repubblica in questo caso, quindi la trovate oggi in edicola. Il popolo di Zero Calcare si è dato appuntamento ieri a Roma al Circo Massimo per la presentazione della nuova serie Netflix del fumettista. 2 spicci e un videogame, il nostro sogno anni 80. Vediamo veramente il Circo Massimo gremito, pienone appunto per l'anteprima di questa serie Netflix del fumettista, tra musica e console d'epoca, ricordando appunto i tanto amati anni 80. Grazie Emanuela Corsi, naturalmente gli aggiornamenti anche sul fatto di sangue di Palermo di cui ci ha appena riferito tutti quanti li troverete alla TG Sicilia alle 13:30. Grazie per essere stati con noi, buongiorno Sicilia e buona giornata.